Il Matera si impone 2-0 in casa sulla Maceratese nel terzo turno playoff di Serie D disputato a porte chiuse ed accede così al turno successivo che disputerà domenica prossima nuovamente tra le mura amiche contro la Casertana. Decidono i gol di Cruciani al 7° minuto del primo tempo da calcio di rigore concesso per atterramento in area di Muro ad opera di Arcolai e di Scardala al 33° della ripresa su una punizione da metà campo che beffa il portiere ospite. Tante le occasioni proposte dai biancazzurri, vicini al gol in molte circostanze, per un Matera che si candida a squadra da battere in questi playoff. Ora nel quarto turno l'avversario sarà la Casertana ad affrontare, come detto, domenica prossima alle 16 al 21 settembre, che tornerà ad essere frequentato dai tifosi, comunque numerosi a ridosso dello stadio in occasione dei 2 precedenti turni disputati a porte chiuse, seguiti sul maxi schermo fatto installare in via Nicola Sole dalla società biancazzurra. Nelle altre gare, tutte secche con i rigori in caso di parità al 90°, di fronte Santia e Verona e Viterbese e Castelfranco, quest'ultima ha acquisito il diritto a partecipare direttamente alla quarta fase playoff come migliore semifinalista di Coppa Italia. Le vincenti accederanno poi in semifinale, in cui è previsto il doppio turno, e da cui è già qualificata la Torre Neapolis in quanto finalista di Coppa Italia. Per la finale è prevista nuovamente la gara secca su campo neutro.